e benvenuti. Buonasera e benvenuti, cominciamo subito con un caloroso applauso questa 11ª edizione di Effetto Friuli Giovani, una trasmissione ormai collaudatissima qui a Telefriuli e ovviamente una trasmissione speciale, unica nel suo genere perché i veri protagonisti sono i ragazzi di cui ascolteremo opinioni, pareri e saranno appunto i veri motori di questa trasmissione. Diamo il benvenuto per questa prima puntata anche ai nostri ospiti perché in studio con noi il dottor Pietro Biasiol, direttore dell'ufficio scolastico regionale, buonasera, il professor Emanuele Bertoni, referente regionale della consulta del Friuli Venezia Giulia e docente referente della consulta di Udine, grazie di essere con noi, e benvenuta anche alla dottoressa Alessandra Belardini, dirigente del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Grazie e naturalmente benvenuti ai nostri ragazzi che vedete numerosi, tra di loro ovviamente anche il professor Francesco Cioli e il professor Gian Antonio Babbo ma per i saluti istituzionali cominciamo subito con cedendo la parola ad Emanuele Bertoni. Ma più che saluti istituzionali, buonasera a tutti. Io vorrei, che spetteranno poi al direttore dell'ufficio scolastico regionale, io vorrei sostanziare quello che significa 11 anni di trasmissioni televisive di Effetto Friuli Giovani. Un servizio messo a disposizione delle scuole della nostra provincia che aiutano a realizzare quello che effettivamente è il compito istituzionale della consulta, cioè creare un momento di confronto fra gli studenti e permettere loro di dialogare, di confrontarsi su varie tematiche importanti. Siamo giunti, come dicevo, all'11ª edizione anche grazie all'impegno di chi sostiene questa attività, la Regione in particolare, Friuli Venezia Giulia, la SAF che ci aiuta negli ultimi anni, ma anche Telefriuli che ha voluto credere nei giovani da molto tempo. Quindi credo che in uno studio nuovo, con una nuova conduttrice, sarà un ottimo successo. Grazie, speriamo, sarà una bella avventura sicuramente perché i ragazzi sono molto insomma chiacchierano, sanno il fatto loro, quindi daremo molto spazio sicuramente ai ragazzi. Dottor Biasiol, una parola di introduzione? Io credo che corriamo sempre il rischio della retorica. La centralità della scuola, la centralità dei giovani, il protagonismo c'è anche nel sottotitolo. A me pare che questi anni, lunghi anni, hanno dimostrato che si può fare le cose seriamente, realisticamente, che c'è un protagonismo reale. C'è un accompagnamento anche di alcuni referenti che ringrazio, che sono meravigliosi, ma hanno anche goduto della possibilità di avere con loro ragazzi che ci hanno creduto e che hanno saputo essere se stessi. Quindi noi davvero ascoltiamo quello che ci vogliono dire, insomma, ecco, e anche cerchiamo di vedere se abbiamo mantenuto le promesse. Questo è un periodo in cui facciamo le iscrizioni e promettiamo tanto ai ragazzi. Mi piacerebbe sapere se una parte di queste promesse sono state realizzate nella scuola che stanno facendo. Bene, sarà l'occasione questa anche per approfondire queste tematiche. Lei ha citato il sottotitolo di questa trasmissione, che è un sottotitolo importante. Ora parlo io, appunto, come dicevamo, la parola viene lasciata ai ragazzi e quindi partirei subito dando la parola alla Presidente della Consulta del Friuli Venezia Giulia, Aurora Padrini, che è qui con noi ovviamente in studio. Buonasera e Benvenuta. ciao a tutti. Sì, io insomma vorrei spiegare bene che cos'è la consulta provinciale degli studenti. Io sono appunto presidente della consulta provinciale di Udine e coordinatrice delle consulte a livello regionale. La consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca ed è formato da 2 studenti eletti da ciascuna scuola, istituto secondario di secondo grado della provincia. E diciamo che le sue prerogative e i suoi compiti sono regolati dal DPR 567/96 e sono molti. A livello insomma concretamente ci occupiamo di interfacciarci con gli enti locali, quindi col comune innanzitutto, poi con la provincia naturalmente e con la regione e poi manteniamo insomma le relazioni, i rapporti e portiamo avanti una serie di progetti anche con varie associazioni a livello appunto provinciale e abbiamo portato avanti nel corso degli anni numerosissime attività.
mi piacerebbe insomma citare un'importante conquista della Consulta Provinciale di Udine, che è la Carta Io Studio, che è un progetto che è partito da noi, poi si è esteso a livello nazionale, ed è una carta che consente a tutti gli studenti di avere delle agevolazioni nei musei, cinema, librerie, negozi convenzionati. E poi un progetto nuovo che appunto quest'anno ci riguarda in prima persona e riguarda tutte le consulte della regione, è Studenti in Aula, che è un progetto che portiamo avanti con il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e abbiamo la possibilità di presentare una proposta di legge a maggio proprio di fronte al Consiglio regionale, e la tematica verrà scelta da noi, quindi a noi il compito di scegliere su cosa poter incidere e anche poi di formulare un articolato, quindi sicuramente un progetto impegnativo, però sì. una bella opportunità per mettersi in gioco. Oggi, insomma, il 27 gennaio è la giornata della memoria, e mi piacerebbe, ecco, ricordare che anche a livello di consulta portiamo avanti numerosi progetti con appunto associazioni che si occupano di salvaguardare la memoria. Esatto, di salvaguardare la memoria e di continuare a farci interfacciare con la nostra storia. In particolare quest'anno, insomma, abbiamo, così come da molti anni, il progetto con l'ANPI, quindi l'Associazione dei Partigiani, e quest'anno alcuni ragazzi della consulta e di tutte le consulte della regione saranno a Barcellona, appunto, e l'anno scorso invece la visita era stata diversa, si era conclusa con la visita appunto al campo di concentramento di Mauthausen, e poi la collaborazione con ANED, che va avanti da moltissimi anni. Anche quest'anno abbiamo appunto avuto proprio questa settimana un incontro con il presidente dell'ANED di Udine, Marco Balestra, che è stato il nostro ospite questa mattina a ore 7, perché abbiamo ovviamente ricordato questa giornata importante, sì. E proprio ha parlato dell'impegno anche dell'ANED e della collaborazione con le scuole, collaborazione che si rivela fondamentale anche a fronte poi di notizie che parlano di giovani che non sono poi così preparati su questi fatti che riguardano la storia, insomma, di tutti. Esatto, insomma lui ci tiene molto, ecco, che siamo noi ragazzi a raccogliere questo testimone, quindi insomma è una collaborazione che andrà avanti negli anni. E poi il progetto Memobus, che invece insomma è un qualcosa che viene gestito proprio a livello regionale, in cui insomma penso che anche quest'anno manderemo una rappresentanza a partecipare a questo viaggio. E mi sembra insomma di aver dato un panorama abbastanza chiaro. Sì, c'è molto lavoro, sì. Però devo dire che c'è anche molta voglia di fare da parte dei ragazzi, quindi la partecipazione penso negli anni sia sempre cresciuta, e questa è una cosa molto positiva. La consulta è nata in che anno? La consulta in realtà è nata appunto nel 96, poi diciamo adesso da una decina di anni qua referente proprio il professor Bertoni, e noi siamo eletti da poco in realtà, perché l'elezione è biennale, quindi insomma ogni 2 anni c'è il rinnovo delle cariche. Certo, un biennio impegnativo, sono insomma tante le cose, sì, le novità. Sono sempre molte, sì. Esatto, bene, bene. Allora noi questa sera invece parleremo di un tema, così abbiamo deciso insomma di partire parlando di una tematica che è vicina sicuramente ai giovani, non soltanto perché in realtà partiamo dal cyberbullismo, però parliamo anche di utilizzo dei social, di identità, di privacy violate, eccetera. Io, approfitto della tua presenza e partirei proprio da te per intavolare un po' il discorso e affrontare le diverse sfaccettature di un fenomeno che è via via sempre in continua evoluzione, diciamo. Sì, appunto proprio noi a dicembre abbiamo avuto un incontro in cui abbiamo proprio analizzato la questione anche con la dottoressa, e è emerso che appunto il bullismo sta diventando un qualcosa legato alla rete, e che comunque è un fenomeno che continua a essere, come dire, importante nella vita di molti ragazzi, e quindi è fondamentale che per primi noi, ecco, iniziamo a capirne le dinamiche per poter poi alla fine incidere a livello delle singole scuole, a livello poi delle nostre, a livello di classe, ecco, perché alla fine sono fenomeni che si sviluppano sempre dal basso, e quindi è bene insomma aver chiari, ecco, aver bene in mente come funziona. E chiaramente insomma io personalmente non sono iscritta a nessun social network, quindi questa già è una scelta, voglio dire. Sì, è una Quanti scelta. di voi sono quelli che non sono iscritti a... Quindi 2? Sì,
È una scelta che, diciamo, all'inizio... Siete circa una trentina, ecco, per il pubblico a casa. Sì, all'inizio mi è stata imposta dai miei genitori, perché comunque, insomma, qualche anno fa erano ancora fenomeni che non si conoscevano molto bene. Certo. E poi, insomma, crescendo io ho preferito, ecco, tenermene fuori, perché penso che appunto si possano instaurare delle dinamiche un po'... non solo che portano via molto tempo magari, ma anche malate in alcuni casi, proprio quelli, insomma, in cui... Però tu non ti sei proprio mai iscritta, cioè il fenomeno cioè i social li conosci tramite gli amici? Sì, esatto. Il funzionamento o comunque le A dinamiche. livello personale no, a livello personale no. Allora passiamo la parola al ragazzo davanti, che anche lui ha fatto una scelta di campo. Come ti chiami? Enrico. Ciao Enrico. Enrico. Bene, allora anche tu non sei iscritto, però WhatsApp ad esempio? Sì, ecco, Okay. sì, Perché sì. anche quella comunque non è chiaramente un social network, però si possono creare gruppi, anzi proprio i gruppi, la creazione dei gruppi sono stati al centro delle cronache, perché poi spesso questi fenomeni di cyberbullismo appunto vengono veicolati tramite questi gruppi, e nelle classi immagino che chi ha la possibilità, insomma, si crei un gruppo naturalmente per comunicare con i compagni. La tua scelta, ti eri iscritto, non ti sei mai iscritto? Sì, mi sono iscritto anni fa, però non mi coinvolgeva particolarmente, ecco, era una grande perdita di tempo, mi sono reso conto che assorbiva tempo e energie, sì, quindi è stata una scelta drastica, rimossa da Sono in qualsiasi... tanti, anche gli adulti che decidono dopo anni e anni di lasciare, insomma, anche perché poi insomma, subentra una sorta di ritualità anche, no? di compulsiva di frequentazione dei social, per cui per non alienarsi troppo. Invece chi è quello tra di voi, insomma, un accanito sostenitore dell'utilizzo dei social? Andiamo da questa parte di qua, così parliamo anche alla sinistra. Dai, tu che hai il microfono. Sì. Sì, funziona. Funziona? Mi sente? Ok. Funziona. Io sinceramente di social ne uso e sono iscritto anche a tutti i social perché non sono un cane accanito, cioè non è che sono così, come dice lei, insomma, accanito di social, però sì, ci navigo. Con moderazione. Con moderazione, sì. E diciamo che a livello personale i miei social, diciamo, sì, piacciono, però come ogni cosa ci sono i pro e i contro. Io a livello personale ho avuto esperienze, dico appartamenti di cyberbullismo appunto sui social, però non so cosa dire in particolare su questo argomento, perché alla fine dipende anche come le persone si atteggiano anche nei tuoi confronti alla fine. Perché... Beh certo, penso che ovviamente tutto non parta e non nasca a livello social o a livello di chat, probabilmente c'è un progresso che viene dalla vita reale, però le due realtà appunto, quella concreta e materiale e quella più effimera e sfuggente poi appunto della comunicazione che avviene appunto tramite i dispositivi elettronici, gli smartphone, computer, quello che è, penso che ovviamente interagiscano. Vabbè, questo è un punto di discussione però interessante. Noi direi che ci possiamo subito fermare per la prima pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo la pubblicità qui in studio per parlare sempre con i nostri giovani a Effetto Friuli Giovani. Eccoci rientrati in studio, grazie. Allora, avevamo introdotto il tema cyberbullismo, utilizzo dei social, delle chat, c'è insomma la maggioranza dei ragazzi che sono qui in studio, come ovviamente la maggioranza dei ragazzi in generale, ovviamente è iscritto a qualche social, utilizza chat eccetera, però ci sono anche delle eccezioni che appunto hanno deciso di non iscriversi proprio o di abbandonare naturalmente il mondo dei social. Però abbiamo detto appunto che fenomeni come il bullismo, che poi appunto è evoluto nella forma più moderna del cyberbullismo, probabilmente sono fenomeni che nascono anche dal basso, tra virgolette, diciamo nella vita reale. In questo contesto passerei la parola alla dottoressa Bellardini, perché lei sicuramente con mano ha toccato queste esperienze. Allora, lei mi parla di vita reale, tutto nasce dalla vita reale. Ovviamente il problema comincia a sorgere quando accanto ad una vita reale si affianca un'altra vita, che è una vita parallela, che ovviamente è una vita virtuale, che necessariamente si crea
utilizzando la rete e non si riesce più, soprattutto quando si è molto giovani e quindi si vive distinto e si vive in velocità, a distinguere la vera funzione, diciamo, dell'utilizzo della rete, perché nella vita reale tutto succede e tutto è anche facilmente tangibile. Nella vita virtuale tutto viene amplificato e non sempre si riesce a definire quelli che sono i contorni di ciò che si può e di ciò che non si può fare. Ecco, mi piace molto il fatto che il titolo Effetto Friuli Giovani, ora parlo io, ecco, il parlare nella rete ha delle conseguenze che a volte vanno al di fuori di quella che può essere la portata della nostra consapevolezza. Perché? Questo sia per il mondo degli adulti sia per gli adolescenti. Perché purtroppo... ovviamente, sì, perché ovviamente ecco, il bullismo, come diciamo sempre noi quando andiamo a visitare i giovani, si manifesta con azioni che vengono ripetute nel tempo, e quindi occorre una perseveranza, diciamo, in un comportamento che arriva all'offesa personale, arriva poi addirittura anche ad aggressioni fisiche. Nella rete basta soltanto un episodio, una parola, una foto, un video che viene immesso in questo mondo in cui gli effetti sono drammatici perché vanno al di là addirittura della nostra comprensione. Perché noi diciamo sempre che la rete è una grandissima opportunità, ma è anche un grande contenitore dove noi mettiamo delle cose che quando poi vogliamo andarcele a riprendere non ci tornano più. E quindi bisogna molto riflettere su questo. Quindi ora parlo io, è veramente diciamo un titolo incisivo, perché per parlare bisogna anche capire che la parola è un dono, ma può essere anche un'arma pericolosissima e va usata con moderazione. Sì, decisamente. I ragazzi su questa cosa che ha detto la dottoressa Belardini, qualche commento? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Sono d'accordo con quello che la dottoressa ha detto, però vorrei aggiungere che anche i genitori fanno del loro, perché comunque se tuo figlio o tua figlia ha un social dovresti comunque controllarlo, vedere quello che fa, quello che scrive e che ha come amici, perché tante volte possono arrivare richieste di amicizia da persone... I tuoi genitori controllano i tuoi social? Allora, o le tue chat, i tuoi gruppi certe WhatsApp? volte sì, certe volte no, ma perché si fidano, perché comunque non presto tanta attenzione a persone che non conosco. Però probabilmente molte volte è più facile, cioè faccio un po' l'avvocato del diavolo, però è anche facile diciamo imbrogliare i propri genitori e, sì, ovviamente nascondere, poi insomma è una cosa fisiologica anche dell'età, insomma, che uno ha la sua privacy, si comincia a staccare eccetera, quindi è non so, io personalmente la vivrei anche come un'invasione della privacy, però poi sì, è giusto il tuo discorso. Sì, però comunque tante volte tanti giovani, diciamo che non si parla neanche tanto nelle scuole dei social, Facebook è il social più usato di tutti gli adolescenti e comunque ci sono persone che si rivelano a non essere quello che veramente è nella foto profilo e nelle altre foto. Certo. E questo comunque va... Questo è un fenomeno abbastanza diffuso. Sì, molto. E ci sono ragazzi che non si rendono conto di questa cosa, infatti perché non viene mai parlato. Comunque questo discorso non viene tanto affrontato, non si rendono conto e potrebbero essere bullizzati proprio in questo modo. Certo, diciamo può partire anche da questo, chiaro su internet esistono un sacco di fake, il discorso legato all'identità è tuttora penso oggetto di discussione, ecco. Allora io volevo fare una piccola premessa, è vero che oggi per i genitori, io sono una mamma, è difficile stare al passo con i tempi perché i nostri figli nascono digitali. Cosa vuol dire nascere digitali? Vuol dire che hanno una familiarità con uno strumento che in realtà non viene spiegato loro. Loro in realtà vengono immessi in un mondo che già manualmente sanno utilizzare. Per noi è più difficile ed è assolutamente giusto il fatto che per seguire un figlio, non soltanto quando è in casa ma anche quando va fuori, occorre riuscire ad entrare in sintonia utilizzando gli stessi strumenti che il nostro figlio usa. Però diciamo che ci sono delle fasi. Noi come Polizia delle Comunicazioni diciamo sempre che in età scolare, quindi nelle elementari, è giusto mettere dei limiti alla navigazione, nel senso che esistono degli strumenti di facile utilizzo, che sono i parental control, certo, che limitano in maniera
quantitativa e qualitativa la navigazione. Mi pare Nel anche senso che ci sono dei profili con le compagnie telefoniche che hanno ci sono delle... parental control gratis e quelli che sono più costosi, ma se io regalo, io faccio sempre un esempio, a un ragazzino che fa la prima comunione, perché è così, Sì, lo adesso sì. smartphone, è ovvio che io, se do questo strumento in mano, devo anche però fare in modo che l'uso di questo smartphone sia un uso consapevole non da parte del ragazzino, ma da parte del genitore. E quindi devo evitare che si navighi su siti dove assolutamente il bambino non deve andare, ma soprattutto anche con un quantitativo di ore di navigazione, che non può essere ovviamente in ore serali notturne, per esempio. Certo. Quando si raggiunge l'età, diciamo, più matura, quindi dai 14 anni in poi, il divieto non porta assolutamente a niente, perché la proibizione in sé diventa un po' come una quasi, sfida. no? Ecco. Quindi noi diciamo sempre che è verissimo che il genitore deve seguire il proprio figlio, ma seguirvi è difficile, perché mentre una volta, quando c'erano i primi computer, il consiglio era quello di mettere il computer nel famoso salotto e quindi condividere, ecco, quell'ora, quel quarto d'ora, quella mezz'ora dopo cena per navigare insieme. Oggi questo non è più possibile, perché, ripeto, c'è un mondo che va velocemente, quindi anche lo smartphone che viene utilizzato fuori è uno strumento che il genitore poi a quel punto non riesce a controllare. E mi permetto anche di dissentire, perché non è vero che tra di voi Facebook è il social più usato, anzi, statisticamente Facebook non è più usato dai giovani. Perché? Per 3 motivi fondamentali. Il primo, perché è stato scoperto dagli adulti. Quindi ed è anche i nonni, molto utilizzato assolutamente, dagli adulti. Ecco, va più per la maggiore, diciamo dai 50 in poi. Questo è un dato di fatto. Oggi esistono delle applicazioni che usate tantissimo e già WhatsApp è superato. Esiste uno Snapchat, Esatto. esiste, ecco, vedi, Guardate che adesso vi interrogo. sì. Esiste Telegram, perché ovviamente è possibile la famosa navigazione in sicurezza, si pensa, perché io scrivo e contemporaneamente imposto un timer di autodistruzione e quindi il famoso messaggino un pochettino fuori dalle righe che io scrivo mi si cancella in un tempo prestabilito che ho deciso io, che può essere anche 3 secondi, ed è fighissimo perché tu scrivi e nel momento in cui scrivi il messaggio scompare. Ma poi esiste Monkey, l'avete sentito nominare questo Monkey? Ecco, tra un mese userete solo quello. È stato creato da un 13enne australiano, sta andando fortissimo ed è praticamente una specie di applicazione tipo WhatsApp che permette di videarsi, quindi di vedersi senza conoscersi. Se poi ci piacciamo, passiamo automaticamente in Snapchat. Quindi addirittura un passaggio da un'applicazione a un'altra. Ecco, io queste cose le devo sapere perché è il mio lavoro e quindi devo studiarle, però immagino che la difficoltà di un genitore... Bisogna cominciare a preparare dei corsi per i genitori, di ma infatti noi lo facciamo, degli aggiornamenti. noi lo facciamo, quindi se per i ragazzi è giusto dire ora parlo io al genitore, io devo dire ora valuta tu, perché se è vero che i ragazzi sono particolarmente costruttivi perché è il loro mondo, andare a spiegare a un genitore, a un professore come rapportarsi in questo mondo che in realtà lo devono studiare è molto molto complesso. Sì, anche un mondo che, come dice lei, si evolve rapidissimamente. Allora, alla mia sinistra sentivo grandi mugoli vociare. Spiegatemi Snapchat. Tu che hai il microfono, ce l'hai? Vai. Hai pescato il cerino corto. Io conosco Snapchat anche se non sono un grande usufruitore. Spieghiamolo anche al pubblico, questo. perché naturalmente chi ci segue da casa, magari c'è anche qualche genitore, social, qualche nonno che stasera, insomma... È un social che penso sia nato qualche anno fa, non tanti anni fa, per cui le persone si possono chattare fra di loro, possono messaggiarsi, per così dire, mandandosi delle foto. Queste foto dopo tot tempo, che va dai 2 ai 10 secondi, spariscono nel nulla. E quindi appunto viene dato spazio a messaggi anche un po' più, come dire, particolari, ecco, perché c'è questo timer autodistruttivo che piace molto ai giovani, evidentemente, ai giovani, a noi. beh sì. E non sono, io più altro non so dire perché non sono un grande usufruitore. Allora passiamo là dietro che sentivo che... Snapchat, qualcuno di voi... Non fate i timidi, no? Col microfono allora, e se gentilmente ti alzi in piedi e dici il tuo nome, che così... Ciao, mi chiamo Lara. Piacere. Utilizzo Snapchat, però alla fine lo utilizzo più che altro per
passare le foto ai miei amici, cioè non lo utilizzo molto come una chat, più che altro magari se non vedo un'amica da tanto tempo, grazie alla storia che uno si può creare, so cosa fa durante il giorno. Una storia per immagini, quindi, in questo caso? Sì, tramite immagini e anche video. Quindi è una chat di immagini più video? Sì, non è proprio una vera e propria chat, però sì, diciamo che si può comunicare anche con Snapchat alla fine. Certo. E prima si parlava appunto di controllo di cellulari. Chi di voi, quanti di voi subiscono dei controlli o comunque i genitori sono realmente consapevoli, non dico al 100%, però... Silenzio, nessuno. In classe tutti col cellulare, immagino. E si può usare? Non si può usare? No, io chiedo perché anche ai miei tempi non si poteva con le cuffie, poi c'era sempre chi, ovviamente... Ma c'è una norma molto chiara che vieta assolutamente l'uso in classe del cellulare. Quindi insomma almeno nelle ore scolastiche non potreste chattare, poi immagino via libera con grandi chat e gruppi. Abbiamo parlato anche di dati sensibili, naturalmente questa forse è la questione più delicata perché ci sono... Chi si iscrive ovviamente in un social deve anche lasciare i propri dati, la propria identità e sappiamo che questo è uno dei dati anche vulnerabili, magari spesso non ci si pensa perché naturalmente per iscriversi uno è obbligato a fare questo passo. Vi iscrivete con disinvoltura, vi siete mai posti questi problemi, li avete sentiti perché ne avete sentito parlare alla televisione o letto qualcosa? Tu Martino? Io sono Martino del Liceo Copernico di Udine e io personalmente ho avuto... I social network mi ci registrano normalmente con abbastanza disinvoltura, anche se dentro di me so che dovrei leggere i termini e le condizioni, dovrei controllare tutti i dettagli, solo che nessuno sono 40 pagine. Una volta ci ho provato, fallito completamente. Poi in realtà io sono un utente abbastanza anomalo nei social network, ho Facebook e lo apro una volta alla settimana e come unico social network ho Telegram, quindi in realtà sono abbastanza fuori dal giro. Bene, bene. Però personalmente devo dire che so che dovrei concentrarmi sull'utilizzo dei miei dati personali, però oramai è anche proprio un'abitudine, diventa proprio una forma mentale, ormai sei abituato all'idea di entrare in un mondo nel quale metti il numero di telefono, ti arriva il messaggino, copi il codice, sei nel social network, sei a posto. Certo, adesso ci sono... Poi ad esempio alcuni social network anche permettono di, come esempio Telegram, sempre che ha citato anche prima la dottoressa, ad esempio permette anche di dare in giro uno username che è non identificante, che è univoco però è anche completamente anonimo fondamentalmente, perché chi ce l'ha non può risalire chi sono veramente, possono vedere il nome che gli ho dato io, non sa il mio numero di telefono eccetera, e quindi diventa per certi un mondo molto effimero, molto anche lontano. Ecco, questo è uno spunto interessante, ne parleremo dopo perché prima abbiamo parlato anche di foto che appunto vengono inviate e poi spariscono, dopo approfondiremo il tema se veramente la nostra identità è celata, se veramente queste immagini che noi diffondiamo spariscono o rimangono invece nel mondo del virtuale appunto. Pubblicità. Eccoci rientrati in studio. Allora, ci eravamo lasciati parlando di social e parlando di dati sensibili che noi ovviamente, chiunque insomma si iscriva nei social o frequenti comunque utilizzi la rete, quindi anche siti eccetera, è costretto a immettere e registrare. Ma abbiamo parlato anche di chat con immagini, video personali ovviamente, che vengono diffusi e poi hanno la possibilità di venire cancellati. Allora la mia domanda, la mia curiosità era, e la rivolgo ovviamente la domanda alla dottoressa Bellardini, se realmente questi contenuti che noi mettiamo in rete vengono cancellati o se invece albergano da qualche parte. Non bisogna assolutamente dare ai social network i nostri dati sensibili. Per potersi iscrivere a Facebook non bisogna dare nessun dato sensibile, occorre dare una casella di posta elettronica, bisogna aver compiuto per minimo 13 anni e poi ovviamente quando poi vogliamo navigare, vogliamo utilizzare applicazioni che non sono social, dobbiamo fornire il nostro numero telefonico e quindi
da un numero telefonico si risale al nome, quindi all'identità fisica di una persona. Dati sensibili assolutamente non bisogna darne, tant'è vero che la policy di Facebook è quella di decidere noi cosa condividere e cosa non condividere, perché esiste la famosa cartellina privacy, sì, certo. ecco, che ciascuno di noi deve assolutamente utilizzare. Ecco, questo è un consiglio, e questo è sì, fondamentale. è fondamentale. Quindi quando noi vogliamo condividere sulla nostra bacheca foto, filmati o anche commenti, possiamo decidere o di farli leggere a tutti oppure di limitare l'accesso al nostro profilo soltanto ai nostri amici o addirittura tra i nostri amici escluderne anche qualcuno. Quindi ecco, la cosa fondamentale è questa. Internet non ci chiede dati sensibili. Tutto quello che noi forniamo consapevolmente o inconsapevolmente perché distinto, diciamo, operiamo in maniera sbagliata, Sì, perché in realtà il numero del cellulare nel format siamo viene noi che richiesto. perché addirittura mai inserire il numero di cellulare, per esempio, sul proprio profilo Facebook, cioè né tantomeno a volte i ragazzi lo fanno, soprattutto quando compiono magari 18 anni e prendono la famosa patente. Faccio l'esempio, per festeggiare questo evento si fanno una bella foto del loro documento, lo immettono in Facebook e magari è lì cominciano seri problemi, perché diamo addirittura non soltanto la nostra patente ma anche la nostra fotografia formato tessera e ovviamente siccome la immettiamo nel web, qualsiasi persona, e parlo di qualsiasi persona non italiana perché il web è il mondo, certo, può appropriarsi della nostra credenziale e soprattutto della nostra faccia. Quindi tutto quello che noi condividiamo è perché lo vogliamo condividere, perché il social non ci obbliga a immettere i nostri dati, che non sono dati sensibili ma sono dati personali. e Questa privati. è una cosa importante. Poi, come diciamo sempre noi, è ovvio che se la rete è un concetto astratto, quando noi anche consapevolmente immettiamo una fotografia, un video o un nostro commento, dobbiamo sapere che nel momento in cui lo immettiamo non è che la rete non ce lo vuole più restituire, non ce lo può più restituire, perché la condivisione senza spazio e senza tempo non ci permette poi la restituzione a 360 gradi ovviamente di quello che noi abbiamo immesso, perché è ovvio, io faccio sempre l'esempio del mare, se lei ci butta un sasso vallo a riprendere, non è facile. Chiaro. E soprattutto è molto difficile la rimozione totale attraverso i motori di ricerca, quale per esempio può essere Google, perché ciascun motore di ricerca usa un crawler, che è un codice, che indicizza quel dato che noi abbiamo immesso, cioè dà un numero a quel dato. Quindi magari quel dato noi lo togliamo, ma magari un altro motore di ricerca lo ha preso, lo ha fatto proprio e quindi ce lo troviamo magari ricomparire tipo scatola cinese da un'altra parte. Non c'è una tracciabilità di un contenuto. Quindi questo non vuol dire, ripeto, che la rete è solo paura e solo pericolo. La rete è un'opportunità meravigliosa, però ovviamente va saputa usare. Certo, e infatti ovviamente non vogliamo demonizzare i social o chiaramente l'utilizzo della rete perché è una risorsa, inoltre insomma è uno strumento completamente gratuito che permette di collegare il mondo, quindi insomma ci sono ovviamente moltissimi input positivi e così come appunto immagino che molti di voi utilizzino internet e questi strumenti anche vuoi per motivi di studio, vuoi per coltivare passioni, esistono blog, siti eccetera, quindi immagino che abbiate anche una frequentazione diciamo per condividere e conoscere passioni in comuni con altri ragazzi, con altri utenti. Qualcuno di voi ha dei siti, dei blog che gestisce? Tu? No? Qualcuno di voi? Sì, certo che poi andiamo a caccia del microfono, eccolo. No, secondo me internet e anche i social network possono essere assolutamente uno strumento per conoscere meglio il mondo. Io ad esempio utilizzo vari social, non troppi social network e neanche ci perdo troppo tempo dietro, preferisco magari il contatto umano fisico, umano insomma, di persona. Sì, con le persone. Face to face. Però ritengo che sia una fonte assolutamente inesauribile e che è una ricchezza. Per quanto riguarda le
blog o quant'altro, sono la gran parte del tempo che passo sui social o su internet è comunque incentrato in quello, l'informazione, e anche per mia esperienza abbiamo tentato di aprire un blog a seguito di un percorso di alternanza scuola-lavoro e ci siamo resi conto che comunque è uno strumento che ti permette di metterti in relazione con altre persone che possono vivere in altri continenti, però hanno la tua stessa passione, quindi quello è sicuramente una ricchezza che ci viene data, ci viene fornita. E secondo me non va persa. No, infatti, con prudenza, perché naturalmente questi siti ti danno l'opportunità sì di conoscere molte persone, di relazionarsi, di conoscere, di ampliare le proprie conoscenze, però bisogna appunto sempre stare ovviamente in guardia, perché anche dietro il profilo della persona più bonaria in realtà poi magari si possono nascondere insidie, però insomma chiaramente bisogna anche pensare che non siano la stragrande maggioranza dei casi, perché insomma davvero altrimenti si finisce per fare terrorismo, ecco. Beh, insomma, comunque direi che viviamo una vita che non può in un certo senso prescindere però dalla frequentazione di questi social. Questo vale sia per gli adulti, come dicevamo prima, appunto Facebook, Twitter anche credo abbia frequentazioni sicuramente più âgé, diciamo, e quindi insomma tutti abbiamo uno smartphone, viene chiesto come regalo di comunione molto spesso, questa cosa la so anch'io, e quindi insomma non possiamo vivere, cioè è una scelta importante appunto decidere di non utilizzare questi strumenti. Io penso che la decisione di non usare questi strumenti è un po' come tagliarsi fuori dal mondo, perché oggigiorno. Sì, perché esistono poi delle agevolazioni così percepibili che veramente è un peccato lasciarle andare via. WhatsApp, ma anche Telegram, è possibile condividere o trasmettere degli allegati velocissimamente. Ovviamente nel momento in cui noi diciamo, trasmettiamo con velocità fotografie e documenti, ecco, dobbiamo ben sapere dove vanno, e quindi se siamo in un gruppo WhatsApp in cui magari, faccio l'esempio, abbiamo coinvolto anche la nostra professoressa, perché oggi succede così, perché sono magari oggi gli stessi professori, no? Che per cercare di parlare lo stesso linguaggio magari danno i compiti con WhatsApp, oppure l'alunno che chiede delle delucidazioni tramite WhatsApp al professore o addirittura alla mamma. Ecco, è ovvio che non si deve perdere, secondo me, la percezione del fatto che se si utilizza uno strumento non si è alla pari, cioè l'alunno fa l'alunno, il papà fa il papà e il professore fa il professore. Questo è fondamentale. E poi l'altra cosa secondo me bellissima della rete è che è un metodo e un mezzo per conoscere ciò che sarebbe impossibile diciamo, conoscere se non girando il mondo in 20 anni, e questo è un dato di fatto. Ovviamente l'accortezza che noi diciamo sempre ai nostri ragazzi è quello di non fidarsi, cioè se io conosco una persona in rete, mi dice di essere Tizio e Caio, ecco, siccome mi può dire di tutto, bisogna non sentirsi così protetti nella propria camera o dietro il proprio apparecchio, perché in realtà, ecco, esistono delle identità nascoste, parlo anche dell'adescamento purtroppo online, che è un fenomeno molto, molto pericoloso ma anche molto diffuso, toccante, sì, assolutamente, in cui un ragazzo pensa di parlare con un suo coetaneo e in realtà invece non è un coetaneo, è un ragazzo più grande, se non un uomo più grande, se non un adulto, che ovviamente ha tutto l'interesse a incontrarci fuori dallo schermo e magari mettendo lo smartphone chiuso dentro un cassetto, questo è ovvio. Quindi non è terrorismo, però diciamo che oggi l'informazione è fondamentale. Beh, purtroppo bisogna parlare anche degli esempi negativi e di quanto accade proprio per fare, non dico formazione, ma comunque divulgare, far sì che insomma ci sia un uso consapevole di questi strumenti, perché poi c'è appunto il discorso anche della condivisione. Io posso condividere un file per lavoro con una persona anche fidata e poi naturalmente bisogna ricordarsi che quel file è stato condiviso, ceduto a qualcun altro che arbitrariamente ovviamente può farne l'uso che vuole.
Idem le foto delle schermate, delle chat, eccetera, naturalmente c'è una sorta di vulnerabilità di cui dobbiamo tener conto. Magari ovviamente chi è più adulto è più portato a vedere anche l'aspetto più torbido delle cose probabilmente rispetto a un giovane, e questo può sembrare anche noioso, credo, no? Perché sicuramente è un aspetto più paternalistico, no? E forse insomma fastidioso, però è giusto anche informare in modo tale che si faccia appunto un utilizzo consapevole. Abbiamo parlato anche di appunto non è possibile vivere senza, cioè oggigiorno insomma è un po' anacronistico non avere cellulari eccetera, e chat, social eccetera che vengono utilizzati per relazionarsi, anche per abbattere anche le barriere più insomma penso fisiologiche legittime, che possono essere anche la timidezza per come attaccare bottone, diciamo, e ovviamente cominciare a coltivare amicizie anche all'interno della stessa scuola, penso. Qualcuno che vuole dire qualcosa in merito? Io ho avuto delle esperienze positive proprio in questo modo, infatti io in realtà non sono una persona molto timida, però sono un grande amante di internet, sono un utente di internet sin da molto piccolo, ho avuto la fortuna di avere un computer molto buono da molto giovane con una connessione internet, fortuna, qualcuno direbbe, non proprio il massimo, però io ho avuto la fortuna di anche avere un'educazione che è riuscita a darmi gli strumenti per riuscire a utilizzare internet in modo corretto, e sono riuscito anche a farmi degli amici su internet e incontrare il mondo reale senza venire rapito e finire da qualche parte. Anch'io, è successo anche a me e sono ancora qua, non sono stata rapita, però è vero però che... detto che è vero, i rischi sono grandi, perché internet è il più grande, forse il più grande strumento della storia dell'uomo, ma è anche uno dei suoi più grandi pericoli, perché ci possiamo mettere in relazione tutti, con una potenza di calcolo spropositata, ma questo può essere usato sia in bene che in male, il furto di carta di credito, il furto di identità online, tutti i rischi che con chi si stia parlando non sia veramente chi sia. Anche esempio la diffusione di informazioni false, quest'ultimo anno è stato piagato dalle bufale su internet che hanno portato a... sì, anche questo insomma ci riguarda anche noi insomma che facciamo informazione, perché purtroppo spesso veniamo anche ovviamente ripresi per questo, perché è vero che le notizie circolano velocemente, non sempre le fonti sono ovviamente verificate, è un discorso che riguarda anche la deontologia di noi giornalisti, ed effettivamente anche noi ci troviamo a dover far fronte a delle dinamiche molto veloci di cambiamento e di evoluzione appunto dell'informazione, in questo caso veicolata su internet, quindi problemi affini. Ci fermiamo, ultima pausa pubblicitaria, poi rientriamo in studio per la parte finale di Effetto Giovani. Eccoci, ultima parte. Ragazzi molto calorosi e molto carini questa sera. Allora, ultima parte della prima puntata di Effetto Giovani, poi io già lo anticipo, ovviamente ci rivedremo venerdì prossimo, sempre stessa ora 21:30, saremo insieme per 9 venerdì e vedrete che si alterneranno anche altri ragazzi tra il pubblico, quindi insomma, e affronteremo tanti altri temi di cui vi terremo ovviamente aggiornati. Riprendiamo un po' il discorso che avevamo iniziato, che abbiamo ovviamente costruito in questa puntata. Siamo partiti dal cyberbullismo, abbiamo parlato di identità, di dati sensibili, di utilizzo dei social, ma ovviamente senza voler demonizzare, ma dando dei consigli e delle strategie per utilizzare questi strumenti di grande libertà e democraticità con coscienza. Naturalmente il nostro pubblico è quello dei ragazzi e quindi è rivolta a loro, però la consapevolezza di come funzionano questi strumenti ovviamente deve partire, l'abbiamo detto, anche dall'alto, e quindi dai genitori, e ovviamente la formazione e la consapevolezza deve essere anche del mondo adulto. Durante la pausa pubblicitaria parlavamo ovviamente di questi temi e appunto si discuteva anche della possibilità di scegliere, perché questa è una facoltà che ci viene lasciata, e appunto di fare delle scelte ben precise utilizzando i social. Buonasera, sono Allegra.
E volevo precisare così che tra il non iscriversi ai social e l'iscriversi al social c'è anche una sorta di via di mezzo, perché comunque ogni social dà anche la possibilità di tenere relativamente privato ciò che si vuole condividere con i propri amici, dà la possibilità di scegliere gli amici, di decidere cosa pubblicare o no e appunto di decidere chi può vederlo o no. Certo. Sia Facebook col profilo privato, nonostante anche io non WhatsApp, sia iscritta, lo so, perché c'è mia madre, ecco. Sia Instagram, sia Snapchat, sia qualsiasi cosa. Quindi alla fine anche il ragazzo ha quel minimo di consapevolezza per dire sì, voglio che tutti vedano tutto, tanto non pubblico niente di che, oppure no, voglio che lo vedano solo i miei amici perché comunque sono cose mie. E secondo te c'è consapevolezza? Io ho come l'impressione, ma questo magari è un mio pregiudizio, che non sempre tutti sappiano, non faccio una questione di età, però non tutti sappiano che c'è quella casellina appunto di impostazioni, parlo di Facebook ma in realtà appunto anche in altri strumenti, e che si possa un po' limitare la condivisione delle cose e tutto quanto. No, Secondo non te? credo che tutti abbiano questa consapevolezza, purtroppo, se no non ci sarebbero, credo, di questi problemi. Però, insomma, l'informazione c'è. Beh, così stasera sapete che insomma potete lasciare i vostri profili anche un po' più privati, insomma. Io chiudo sempre il profilo, tanto. Beh, quello sì. Io ce l'ho tutto chiuso, quindi. Bravo. Anch'io, ma insomma è giusto che poi sì, si possono fare dei gruppi, ci sono diverse dinamiche. Prego, Marco. Giusto? Di alcuni mi ricordo il nome, adesso... No, vorrei dire una cosa che secondo me mi è parsa. Cioè, il fatto di poter utilizzare questi social network e di avere anche, come dire, la possibilità di scegliere qual è la privacy ci mette, come dire, nella scelta che noi dobbiamo fare, cioè se vogliamo davvero condividere tutto con tutti oppure tenere le cose per noi, ed è qui anche il senso del social network, cioè nel senso non so, penso a Instagram che credo sia molto in questi momenti molto più diffuso tra i giovani che Facebook. Ecco, ci mette di fronte alla scelta di poter dire ok, adesso io voglio consapevolmente condividere le mie immagini di fronte a tutti, quindi credo sia più che altro, più che una scelta, come dire, se fare con profilo privato, profilo pubblico, sia anche una scelta personale che indichi anche molto della personalità della persona. Sì, sicuramente. Quindi è anche una questione psicologica, credo, prima di tutto, che informatica. Quindi diciamo che anche nella rete o nel mondo virtuale ci sono quelli più timidi, forse quelli meno, quelli più estroversi, quelli più introversi, e quindi forse rispecchia un po', no? Credo che i social network ingigantiscano amplificano senz'altro. Amplifichino, ecco, le nostre, come dire, i nostri limiti anche dal punto di vista psicologico, magari sui social network, che possono essere la voglia di mettersi in pubblico perché nella vita reale magari non c'è questa opportunità, oppure ci identificano come magari soggetti da bullizzare, possiamo definire così, e quindi ci permettano di subire. Che poi questa tua riflessione ovviamente mi sento di allargarla a tutta la platea, nel senso non sono problematiche solo legate naturalmente a delle fasce d'età così ritenute tra virgolette, prendete molto tra virgolette, più deboli, perché proprio poi si vedono episodi, insomma adesso basta solo pensare all'ultimo caso che si è registrato in regione, la presidente della regione Serracchiani, che ha ricevuto pesanti minacce e sui social gira di tutto naturalmente, e molto spesso senza freni inibitori da parte di chi in particolare vuole dare libero sfogo a violenza e comportamenti. Prego. Allora, buonasera, sono Ilaria. Volevo partire totalmente anche da quello che hai detto anche tu, no? Questa scelta. In piedi, sì, scusami. Questa scelta, no? Di cui parlavamo adesso. Cioè, secondo me questa non è una vera scelta, perché in questa scelta manca il filtro principale che c'è nella vita reale, che è vedere la persona che abbiamo davanti, il volto, no? Noi riusciamo a non offendere una persona anche semplicemente guardando la sua reazione, cioè guardando la persona negli occhi. Invece davanti a uno schermo si spersonalizza, tu dici, il rapporto. Quindi forse questa scelta non è neanche una vera scelta, è una scelta forse un po' veramente meno consapevole, secondo me, proprio perché manca veramente un filtro. Forse non ci si rende conto, proprio perché è qualcosa che nella realtà manca. Diciamo,
certo, rende tutto più semplice, rende magari la comunicazione di un'emozione, di un'esperienza forse più facile da esprimere. Beh, sicuramente aiuta in quel senso, perché ma forse da un'altra parte invece si perde veramente, si rischia di perdere l'umanità. E si arriva anche a delle offese, a delle critiche molto pesanti che certamente non riusciremmo a fare se avessimo quella persona che ci guarda negli occhi. Dietro l'anonimato della tastiera, esatto, del telefono, del quindi computer, naturalmente uno si sente libero di dare... È come se perdesse i freni inibitori, in molti casi sono molti episodi spiacevoli, insomma. Enrico Mentana ne ha fatto degli cosiddetti webeti, credo abbia coniato questo nuovo termine, ha fatto battaglie su battaglie. E prima abbiamo parlato della scuola, si è accennato appunto al ruolo della scuola di formazione e insomma relativamente a questi argomenti. Biasiol, ci sono dei progetti, delle... Sì, a me pare intanto che sia emersa una certa coerenza tra quello che si dice qui stasera e quello che in qualche modo la scuola cerca di fare. Cioè vivere questa ambivalenza storica. La mia nipotina più piccola, nella sua borsina da cui si separa difficilmente, ha un sacco di cose, sempre diverse. Una è quasi sempre presente ed è Masha, e l'altro sono 2 piccoli cellulari finti. E questo è il mondo che ci è dato. E quindi l'ambivalenza è tra la cautela necessaria e tra un attimo di speranza e di positività, tra il digitale, su cui stiamo investendo moltissimo, e il faccia a faccia, che è il nostro cavallo di battaglia. E stiamo scoprendo che quello che è scritto nei libri e nelle norme, noi non siamo i primi educatori dei nostri ragazzi, noi siamo educatori concorrenti con altri e abbiamo bisogno di fare alleanza. Stiamo facendo alleanze con le famiglie, negli incontri, nella formazione, nei patti formativi, anche se non è semplice. E c'è una litigiosità che sta montando e qualche volta l'ingigantimento delle cose normali della scuola attraverso WhatsApp diventa una tragedia, una banalità che si affronterebbe di fronte a un caffè, diventa una cosa incredibile che poi viene riflessa anche dai media in maniera qualche volta assolutamente spropositata. Abbiamo costruito delle alleanze, degli accordi, abbiamo fatto delle ricerche in questi anni. Anche la consulta ha partecipato dalle grosse ricerche, abbiamo preparato dei prontuari per le scuole da inserire nei piani e abbiamo stretto dei protocolli, stiamo facendo iniziative pubbliche e anche macro e micro e abbiamo scoperto il rapporto fruttuoso con la polizia della comunicazione, di nuovo con alcune organizzazioni for capo alla regione, con l'ufficio del garante dei minori e stiamo lavorando nelle scuole e poi ognuno ha la sua responsabilità, qualcuno sta lavorando meglio, qualcuno peggio, però questa è la sfida che stiamo affrontando. La scuola comunque è impegnata in prima linea con direi di sì, una rete di supporto. Anche fra pochi giorni ci saranno importanti iniziative. Bene, ne torneremo sicuramente a parlare. Dottoressa Belardini, lei è appunto... 7 febbraio. Giornata. Internet Day, la festeggiamo tutti insieme, nell'alleanza, nella gioia e nella condivisione esatta, perché come dico io, nella rete girano tanti virus e noi invece partiamo dal presupposto che ci dobbiamo contagiare in sicurezza, quindi dobbiamo farla con il sorriso, usando la testa. La Polizia delle Comunicazioni è al servizio dei cittadini, ma soprattutto al servizio dei giovani, perché il corretto uso a volte diciamo di una frase, di una parola, e soprattutto il corretto uso del web ci evita danni grandissimi. Ma lo facciamo diciamo con la serenità e con la gioia di lavorare per i ragazzi. Beh sì, sicuramente, immagino. Bertoni. Siamo giunti ormai al termine di questa prima puntata, insomma, per questa 11ª annualità. Come si è visto, c'è la forza di queste puntate che Effetto Friuli Giovani stanno nell'informazione, quindi nel servizio offerto, e nel confronto che c'è e ci deve essere fra gli studenti. Quindi credo che siamo partiti nel modo giusto. Devo aggiungere che all'interno di questo progetto Comunicazione Audiovisiva della Consulta Provinciale degli Studenti di Udine c'è un'altra attività che consiste nel documentare le migliori pratiche che vengono fatte nelle varie scuole, il telegiornale degli studenti. Ecco, in questo contesto mi sento di invitare tutti i ragazzi, tutte le scuole, è stata diramata una circolare in tal senso, a contribuire alla realizzazione di questo ulteriore progetto, di un ulteriore contributo di valorizzazione dell'eccellenza. Comunque, secondo me siamo partiti bene e quindi credo che tutto questo arco e tutta questa annualità darà i frutti sperati.
Beh, insomma, lavorate anche con dei ragazzi molto molto vivaci e siete stati veramente molto partecipi, avete partecipato in modo accorato, direi, quindi insomma è stata una puntata sicuramente molto, molto vivace. Allora, noi adesso io ovviamente saluto la regia e quindi devo ringraziare naturalmente i nostri ospiti, appunto il dottor Biasiol, il professor Bertoni, la dottoressa Bellardini. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, e il professor Babbo, il professor Ciolli, che sono seduti tra gli studenti. Ringrazio ovviamente la regia e quindi Pierangelo Buttazzoni, Carlotta Bulfoni e Martina Berardo, grazie per il supporto, e non mi resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui su Telefriuli, canale 11 o 511 per chi volesse vederci in HD alle 21:30 puntuali. Vi lascio con la programmazione serale di Telefriuli, buona serata e buon weekend.